Si sono concluse le operazioni di voto dei congressi di circolo del Partito Democratico in Sicilia. I dati vedono il candidato Stefano Bonaccini in testa con il 42,2%, segue Ellis Lane con il 36,9%, quindi Gianni Cuperlo con il 15,3% e Paola De Micheli con il 5,6%. A comunicare i dati è stato lo stesso coordinamento regionale della Sicilia, Bonaccini segretario. La grande partecipazione avuta dimostra ancora una volta lo spirito fondato dal nostro partito, che è veramente democratico, si legge in una nota del coordinamento di Bonaccini. Siamo già pronti ad affrontare le primarie del 26 febbraio che si svolgeranno ai gazebo appositamente allestiti e alle quali potranno recarsi a votare anche i non iscritti. Intanto sentiamo lo stesso Bonaccini in visita a Messina in Sicilia. Ponte sullo Stretto è un'opera dei sogni oppure sarà il vero motore di sviluppo del meridione? Se ne parla da qualche secolo, forse lo progettavano prima che ci fossero ancora le auto, cioè, a parte le battute, non mi pare proprio la priorità, diciamo la verità. C'è un problema in questa regione, mi pare, di collegamenti stradali e autostradali che avrebbero bisogno di essere risolti prima di pensare addirittura al ponte sullo Stretto. Quindi credo che non sia tra le priorità di questa terra, cioè a mio parere, lo dicevo adesso, politiche industriali, politiche infrastrutturali, politiche per il turismo. Come si fa a recuperare quel terreno che il PD ha perso in questi anni a Messina, in Sicilia? A livello politico diciamo che in tutto il paese, perché perdiamo le elezioni da parecchi anni, non le vinciamo. Innanzitutto bisogna cambiare il gruppo dirigente, che peraltro nella gran parte di quelli che hanno gestito il partito negli ultimi anni non sta certamente a sostenere me, legittimamente, perché si parla di rinnovamento, ma quasi tutti quelli che hanno gestito il partito negli ultimi anni non sostengono Bonaccini. Dobbiamo cambiare il gruppo dirigente, costruirlo partendo dai territori, dando più valore ai territori, perché poi, adesso al di là, come lei diceva Messina, noi in questo momento stiamo governando quasi il 70% dei comuni italiani. Ed è davvero incredibile che mentre continui a perdere le elezioni politiche si governi in così tanta parte del paese. E dà l'idea che abbiamo una squadra allenata che non ha nessun altro partito così numerosa, quindi bisogna pescare da lì, bisogna pescare dai territori. Soprattutto bisogna avere un'identità molto più precisa. Noi dobbiamo essere considerati il partito del lavoro, partito laburista che metta le politiche attive per il lavoro, il fatto di garantire opportunità per le imprese serie e sane e poi la difesa scuola sanità pubblica, state attenti anche qui perché stanno tagliando sulla sanità come non mai.